Sì, insomma, un pochettino c'è niente da fare, la vettura esprime un po' quello che è, quello che vuole esprimere, no? Potenza, signorilità, eleganza, bidet, grande classico teutonico. Come definirlo? Addirittura c'ha i profumi, i pannelli profumeschi, perché non profumano, perché ai giapponesi puzza un po' l'ascella, si è sempre saputo che snazzica, non è novità. E poi abbiamo lei, prodotto italico, abbiamo prodotto italico qua targato Sposter Focus, non è vero che poi sono così una ciofega. E poi c'è anche quella che è un po' zoccola, che prima si è fatta il bidet e poi ti scopre la chiappa, ti scopre la coscia, te la fa vedere, te la fa annusare, ti fa venire voglia di postenerla. Non l'ho fatto io, si è scoperta da sola. Lamborghini Diablo, spettacolare, molto zoccola, molto cana, come è giusto che sia, ostenta la sua esistenza. E se ce la sente, sì, bravo. Scuderia, cavalleria rusticana. Siamo bambinoni, a noi ci piace la gnocca e la cavalla. E quella che scopre la chiappa, e se ce la sente, della coperta la chiappa, sì, bravo. Ma pure la macchina, tienila in garage, viva la vita, tutta la vita, rispetto, solo goliardia e mai offesa e volgarità. Che volgarità? Bella per te, teutonica, classicotto sempliciotto, bella per te, stupenda, ostentazione positiva. E qua che fa? Meglio chiude, va?